è un debito e io avevo promesso al sindaco di San Giorgio delle Pertiche, davanti a un buon piatto di trippe e a un bel bicchiere di vino rosso, di tornare a trovarlo per dare valore al suo territorio e presentare la sua bella cittadina di cui lui ne va orgoglioso e fiero e che ogni giorno segue, accarezza e cura come una figlia. Adesso prendo l'ascensore panoramico e salgo su al terzo piano dove troviamo il suo ufficio. È con onore che voglio presentarvi il giovane sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Cannella. Buongiorno sindaco. Cara Ida, ben ritrovata, benvenuta a San Giorgio delle Pertiche. Grazie, piacere essere tornati qui. Una meraviglia questo terzo piano, sindaco, da cui si gode un panorama inimmaginabile. Sì, bisogna dire che è veramente un piacere, anzi un onore poter lavorare qui in questo nuovo municipio, ma dove insomma dal terrazzo si può godere veramente di una bellissima vista. Vogliamo farla vedere anche ai nostri telespettatori? Per forza. Cartolina strepitosa si vede qua dal suo ufficio. Un panorama davvero con pochi precedenti. Qui abbiamo la nostra millenaria torre, pensati Ida, che è stata costruita nel Medioevo a più di 1000 anni e da un millennio racconta quella che è la storia straordinaria del nostro territorio. Al tempo faceva parte di un fortilizio, di un antico piccolo castello che era circondato dalle acque del fiume Tergola, che ancora oggi scorrono ai piedi di questa torre, per l'importanza strategica che aveva il nostro paese già dal Medioevo. Pensati che poi dal Medioevo in poi è sempre stata signoria del Vescovado di Padova, quindi era proprio la sede estiva di villeggiatura dei vescovi di Padova, che qui a San Giorgio delle Pertiche venivano a trascorrere il periodo estivo. C'era proprio una località chiamata, che tuttora si chiama Bosco del Vescovo, dove i vescovi, allora signori di questo territorio, venivano a cacciare e a trascorrere i loro periodi estivi. Sulle rovine dell'antico castello sorge la bellissima chiesa arcipretale di San Giorgio delle Pertiche, anch'essa d'origine medievale. Una torre importante che poi vedremo da vicino, con delle misure importanti, 6 metri per 6 di lato, e poi quanto fa di altezza? Ben 40 metri di altezza, con un'altezza che svetta sui nostri cieli e che da tutte le campagne circostanti è molto visibile. Non posso non farti questa domanda. È chiaro che San Giorgio delle Pertiche è un paese, diciamo, ispirato a San Giorgio, ma delle Pertiche non si sa perché, o si sa? Ci sono due interpretazioni. L'interpretazione legata appunto all'origine longobarda viene data dal fatto che appunto i Longobardi erano soliti nel posto dove morivano, loro erano un popolo conquistatore, mettere queste pertiche sovrastate da una sorta di colomba di legno che puntasse al luogo in cui sono nati. L'altra interpretazione, quella più legata al periodo romano, ci porta invece all'unità di misura, la pertica, che ha contraddistinto poi la morfologia di questo territorio con la cadenzazione delle strade cosiddette a graticolato, quindi ogni 714 metri. Vogliamo, prima di scendere, andare a vedere tutte queste meraviglie, spiegare il nostro gonfalone, il gonfalone del comune di San Giorgio delle Pertiche. Il gonfalone è importantissimo, ci racconta una delle principali e più illustri pagine di storia del nostro comune, che risale ormai a 800 anni fa, e credo sia giusto che a spiegarvelo sia il nostro vice sindaco, assessore alla cultura. Buongiorno Alberto, qui abbiamo un pezzo di storia completamente ricamato a mano, ha almeno 100 anni, abbiamo il gonfalone del comune di San Giorgio delle Pertiche. Sì, buongiorno. Allora, questo gonfalone storico, come hai detto giustamente tu, segna in maniera plastica il legame tra il territorio di San Giorgio delle Pertiche e il Vescovado di Padova. Questo perché noi vediamo all'interno del gonfalone 3 cose fondamentali: la croce sopra il monte Calvario, la mitria vescovile e 2 monete d'oro. Questa immagine ci ricorda l'incontro che c'è stato proprio a San Giorgio delle Pertiche tra un legato pontificio, Ugolino d'Anagni, che poi sarebbe diventato Papa Gregorio IX, il canonizzatore di Sant'Antonio, con il vescovo di Padova Giordano all'interno del castello di San Giorgio delle Pertiche. In quell'occasione il legato pontificio aveva chiesto delle offerte da destinare alla Terra Santa, probabilmente per le crociate. Quindi voi vedete le 2 monete d'oro che rappresentano le offerte, il copricapo vescovile e poi la croce sopra il monte Calvario, e l'anno prossimo sono esattamente 800 anni da quella visita.
Questo è esposto in che sala del vostro comune? Sì, qui siamo nella sala nobile, diciamo, del comune, del municipio di San Giorgio delle Pertiche, che è la sala consiliare, e appunto questo gonfalone storico troneggia proprio dietro la seduta del sindaco e del presidente del consiglio. San Giorgio delle Pertiche, terra di acqua, che poi vedremo, e terra di storia, che vediamo subito. Andiamo a scoprire la torre, le cui fondamenta sono da sempre bagnate dall'acqua del nostro meraviglioso fiume Tergola. Adesso abbiamo la nostra torre che è qui, 40 metri, ed è arrivato il momento di scalarli tutti. Hai la chiave? Ho la chiave. Andiamo a vedere. Attenzione, adesso entriamo in un luogo carico di storia e di fascino. Una storia che dura da ben 1000 anni. E qui siamo a 38 metri di altezza, abbiamo il fiatone, però il paesaggio è impagabile, ne valeva veramente la pena. Abbiamo 5 campane veramente belle e decorate e lavorate. Congrega Populum, fuse nel 1928. Faccio notare che le campane sono meccanizzate, ma dobbiamo pensare che una volta sono state portate su senz'altro con attrezzature diverse da quelle che abbiamo adesso e venivano suonate manualmente dal campanaro. E fino all'inizio del Novecento, se non sbaglio, il piano terra, diciamo, della torre ospitava il cavallo del parroco, che quindi trovava qui il suo rifugio. Pensate che le travi sono ancora quelle originali di 1000 anni fa, naturalmente anche le grandi fondamenta di questa torre e anche le pietre, i mattoni, sono quelli proprio originari di 1000 anni fa. Un pezzo di storia che si può visitare e che è veramente interessante da visitare. Cosa si vede da qua? Guarda, Ida, da qui abbiamo una visuale spettacolare. Verso sud, quindi alle tue spalle, si può vedere in lontananza la città di Padova, mentre a nord si vede addirittura Castelfranco Veneto e nel mezzo Campo San Piero. Una torre che è stata ben disposta ai fuochi d'artificio in questo ultimo carnevale. Assolutamente, abbiamo festeggiato i 40 anni del carnevale sangiorgese illuminando la piazza proprio da queste altezze della torre che il parroco di San Giorgio delle Pertiche ci ha messo gentilmente a disposizione. Quindi è stato uno spettacolo pirotecnico che la popolazione si ricorda molto bene anche a distanza di un anno. Alberto? Che ore sono? Quanto mancano alle 4? 2 minuti, Ida. 2 minuti, noi abbiamo 2 minuti di tempo per scendere prima che comincino a suonare queste campane. Corriamo. Direi che è il caso di andare di corsa. Allora Ida, com'è stata questa scalata, ma soprattutto quanti erano sti scalini? La scalata è stata difficoltosa, anche scendere non è stato uno scherzo. Gli scalini li ho contati, sono stati più di 200. Ecco, allora hai il numero giusto. Adesso, vista la torre, credo che sia il momento di mostrarti davvero quello che è il più grande tesoro di San Giorgio delle Pertiche, che custodiamo gelosamente all'interno della nostra chiesa arcipretale. Vieni con me. Andiamo. Eccoci qui, Ida, alla soglia del portone della nostra storica chiesa, però qui dentro è giusto che io ti lasci nelle mani del padrone di casa, il nostro arciprete Don Lorenzo. Andiamo a conoscerlo. Prego. Sulle fondamenta dell'antico maniero nasce la chiesa di San Giorgio delle Pertiche, dedicata appunto a San Giorgio e alla Madonna del Rosario. Ne parliamo con Don Lorenzo. Buonasera, Don Lorenzo. Buonasera. Dentro a questa chiesa noi abbiamo delle opere d'arte preziose, orgogliosi. Abbiamo il crocifisso in legno del 1300, abbiamo la Madonna del Rosario, è la Madonna invocata dalla nostra gente anche nei secoli passati, soprattutto per le mamme che non potevano avere bambini. Abbiamo in custodia le pale legate a Palma il Giovane o alla scuola di Tiziano, come le pale che abbiamo all'ingresso della chiesa, e abbiamo il ciclo di San Girolamo. Qui abbiamo la morte e forse probabilmente questo è il dipinto più prezioso legato a Palma il Giovane, e le 2 grandi pale laterali al presbiterio, dove c'è il sogno di San Girolamo della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme e San Girolamo che addomestica il leone. Sì. Don Lorenzo, non solo opere d'arte antiche ma anche opere d'arte moderne come questo fonte battesimale. Certamente questa è una struttura moderna, il fonte battesimale antico noi non lo abbiamo, ma abbiamo il coperchio. Abbiamo questa copertura che è molto bella, incisa
in argento dove ci sono le varie catechesi battesimali. Ma qui abbiamo il vero tesoro dentro la chiesa di San Giorgio delle Pertiche. Abbiamo una serie di reliquie importanti, molto rare. Partiamo subito con la prima. Questa, Don Lorenzo? Sant'Antonio di Padova, il nostro santo. E poi? La reliquia che noi portiamo in processione della Madonna. E poi questa che è importantissima. Questa è un pezzo del legno della croce di Gerusalemme. E poi qui abbiamo un'altra reliquia. Questa è la reliquia molto vecchia, eccola qua. È la reliquia di San Giorgio della nostra chiesa. E infine qua abbiamo un'altra reliquia molto importante con tanto del certificato di consegna da parte dei padri cappuccini quando è stato definito il processo di canonizzazione a santità di padre Leopoldo Mandic. E infine qua abbiamo un cofanetto e qui ci sono una serie di reliquie. Santa Maria Goretti, Santa Teresa e tanti altri che sono scritti. Ma qui, Don Lorenzo, abbiamo la presenza più importante, Gesù in questo splendido tabernacolo. È davvero un capolavoro d'arte di artigianato anche questo. I sangiorgesi hanno voluto chiudere il tabernacolo con questo portale. Allora, Daniele, la storia l'abbiamo vista, cosa ci manca? Eh sì, siamo di nuovo qua dove storia e acqua si incontrano, quindi non può che mancarci l'acqua. Adesso dobbiamo seguire l'argine del fiume Tergola per andare a vedere le altre bellezze di questo territorio. Ci diamo un altro appuntamento perché il tempo l'abbiamo terminato. Bisogna, perché qua le ricchezze sono tante e dobbiamo vederle tutte. Alla prossima puntata, Daniele. Alla prossima puntata.